Carnevale di Venezia all'insegna di Marco Polo è entrato nel vivo con Terra Incognita, lo spettacolo acqueo all'Arsenale. Le fontane danzanti, le luci, le barche e il dragone che lentamente si sposta sulle acque della Darsena, un tempo culla della marineria della Sirenissima. Marco Polo che naviga affrontando tigri e peripezie, mentre delle giovani danzatrici cinesi fanno ondeggiare i propri ombrellini sulle onde di danze ancestrali. Oggi parto verso l'Oriente, verso terre incognite. Sullo sfondo le proiezioni del Ponte di Rialto e la Basilica di San Marco, in un ponte ideale che da sempre lega la Regina dei Mari Venezia all'Oriente. Lo show acquatico che vede la firma del direttore artistico Checchetto viene riproposto 2 volte al giorno, alle 18:30 e alle 21 per un totale di 9 serate. E nel primo sabato di Carnevale baciato dal sole a Venezia, nel giorno della presentazione delle 12 Marie, si vedono le prime splendide maschere sfilare. Clown, musicisti e acrobazie, mentre a Mestre va in scena il teatro di strada e tanti spettacoli in Piazza Ferretto. Domani sarà una domenica all'insegna di festa in tutto il territorio, tra sfilate di carri allegorici, danze in abiti storici, spettacoli teatrali e l'arte di strada del Venice Carnival Street Show. In Piazza San Marco e Piazza Ferretto spazio alla sfilata della maschera più bella e della mascherina.